Buongiorno da Sicilia 24, questi titoli di oggi. È arrivato il no della Corte dei Conti sulla delibera per il ponte sullo Stretto. Per Matteo Salvini, grave danno per il Paese, è una scelta politica. Riaperto il caso di Aurora Maniscalco, la giovane hostess palermitana precipitata dal terzo piano del suo appartamento di Vienna. Per la procura austriaca si era trattato di suicidio. Allarme sicurezza, la commissione antimafia a Palermo, il presidente Cracollici, lo Zen non è una zona franca. Secondo un'indagine europea ci sarebbe un collegamento tra l'ultima epidemia di salmonella in diversi paesi dell'Unione e il consumo di pomodorini di Pachino. Insorge il consorzio di tutela, è una strategia per affossare un prodotto invidiato da tutto il mondo. I bronzi sono siciliani. Dopo i testimoni che parlano di un recupero nelle acque dell'isola, la conferma arriva dalla scienza con lo studio di un team di ricercatori di 6 università. Calcio, esce dalla Coppa Italia il Trapani, eliminato dal Sorrento che supera i Granata ai calci di rigore. Il Catania concentrato per la trasferta di domani a Caserta. Ben trovati, è arrivato il no della Corte dei Conti sulla delibera per il ponte sullo Stretto di Messina. Non c'è il visto di legittimità, insorge Matteo Salvini. Sentiamo Francesco Triolo. La corsa verso l'avvio dei cantieri per il ponte sullo Stretto subisce una brusca frenata alla sezione centrale di controllo di legittimità della Corte dei Conti. Dopo la Camera di Consiglio di ieri non ha ammesso al visto e alla conseguente registrazione la delibera del CIPES sul ponte sullo Stretto. E quanto si legge in una nota della Corte dei Conti, le motivazioni saranno rese note entro 30 giorni. Per il vice premier e ministro delle infrastrutture Matteo Salvini la decisione della Corte dei Conti è un grave danno per il Paese e appare una scelta politica più che un sereno giudizio tecnico. In attesa delle motivazioni ha detto: chiarisco subito che non mi sono fermato quando dovevo difendere i confini e non mi fermerò ora, visto che parliamo di un progetto auspicato perfino dall'Europa che regalerà sviluppo e migliaia di posti di lavoro da sud a nord. Siamo determinati, ha proseguito, a percorrere tutte le strade possibili per far partire i lavori. Sorpreso anche l'AD della Stretto di Messina Pietro Ciucci. Tutto l'iter, ha detto, è stato svolto nel pieno rispetto delle norme italiane ed europee. Attendiamo le motivazioni, mantenendo l'impegno di portare avanti l'opera. All'unisono i deputati della Lega. Il coordinatore siciliano Germanà ha detto di essere determinato ad assumere ogni iniziativa necessaria a confutare o superare il deliberato per proseguire i lavori. Valeria Sudano richiama la vicenda Open Arms: i giudici ci riprovano, ma questa volta se la prendono con i siciliani, a cui vogliono negare la modernità, il progresso, il lavoro che meritano, ha detto. Anastasio Carra invece ritiene che si usi la giustizia per fermare una delle più grandi opere al mondo, simbolo di speranza per tanti giovani. E una riunione di governo proprio su questo tema, sul ponte sullo Stretto, si terrà in mattinata a Palazzo Chigi, all'indomani proprio della decisione della Corte dei Conti che, come avete sentito, ha negato il visto di legittimità alla delibera del CIPES sull'opera. Secondo alcune fonti, prevista alle 10:30, la riunione d'urgenza è stata convocata dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni per affrontare la questione, come ha spiegato il vice premier Salvini in una intervista. E adesso cambiamo argomento. È stato riaperto da 2 procure, italiana e austriaca, il caso di Aurora Maniscalco, la giovane hostess palermitana precipitata dal terzo piano del suo appartamento di Vienna. Gli avvocati di famiglia hanno presentato istanza perché dicono ci sono troppi lati oscuri. Sentiamo. Sono state riaperte le indagini sulla morte di Aurora Maniscalco, l'hostess palermitana di 24 anni precipitata nella notte tra il 21 e il 22 giugno scorsi dal terzo piano dell'appartamento di Vienna che condivideva col fidanzato Elio Bargione. Il legale della sua famiglia, Alberto Raffadale, insieme al collega Andrea Longo del Foro di Vienna, ha presentato istanza perché, ha spiegato al nostro TG raggiunto telefonicamente, ci sono ancora troppi lati oscuri in questa vicenda. A
a partire dalle testimonianze rese da 2 donne agli stessi avvocati che non coincidono con quanto riferito dalla polizia austriaca. Secondo le autorità del luogo, le 2 testimoni avrebbero visto la ragazza volare dall'appartamento, mentre ai legali entrambe hanno confermato per iscritto versioni diverse. Una soltanto ha detto di avere visto una donna cadere giù e non dalla parte della testa. Secondo l'avvocato Raffadale, la cosa importante è dimostrare la dinamica della caduta che ha provocato la morte della ragazza, viste anche le incongruenze fornite da Bargione, oltre a quelle delle testimoni. La madre della ragazza continua a ripetere di avere cercato in ogni modo di dirle che Elio era una persona pericolosa, che non mi convinceva, sono le sue parole. Lei però si arrabbiava e non voleva ascoltarmi, mi diceva che non era un violento, lei non lo capiva, un giorno ho visto un livido su un suo braccio, poi un morso sulla gamba, spiega ancora. Intanto sulla strada dove si trova l'appartamento a Vienna campeggia la scritta Stop femminicidio. A Comiso la denuncia delle insegnanti per segnalare lo stato di trascuratezza di un'alunna della scuola primaria ha fatto scattare un provvedimento nei confronti della madre, una 34enne colombiana accusata di maltrattamenti in famiglia. Nel corso dell'anno la bambina ha confidato alla docente di non vivere in un clima familiare sereno, dovendo occuparsi della sorella minore e subendo percosse e insulti da parte della madre. La minore, ascoltata dagli operatori della squadra mobile, ha riferito che la madre consumava abitualmente bevande alcoliche, la maltrattava tirandole capelli e lanciandole oggetti, offendendola. Nei confronti della donna è stato emesso un divieto di dimora e di avvicinamento ai figli che sono stati affidati alla nonna paterna. Cocaina, hashish e marijuana, oltre un elenco di armi, una pistola calibro 12, un fucile a 2 canne privo di matricola e oltre 150 cartucce, la scoperta dei carabinieri di Niscemi in un casolare di campagna per cui è stato tratto in arresto un pregiudicato 23enne in flagranza di reato. La droga, già confezionata in dosi, era pronta per essere immessa nel mercato dello spaccio. Il 23enne è stato condotto in carcere. E la Commissione Antimafia regionale ha fatto tappa allo Zen ieri. Il presidente Cracolici: questo quartiere ha paura, ma si deve fare capire che lo Zen non è zona franca. Il servizio. Lo Zen non può essere una zona franca in cui tutto è consentito. A parlare Antonello Cracolici, presidente dell'Antimafia regionale, che ha convocato oggi pomeriggio la seduta nel quartiere palermitano dopo l'omicidio di Paolo Taormina. La riunione è stata ospitata nel teatro della parrocchia di San Filippo Neri ed era aperta a istituzioni e associazioni che operano nel territorio. In platea i rappresentanti delle istituzioni locali e delle forze dell'ordine, oltre che scuole, volontari, assistenti sociali e associazioni impegnate nel quartiere. Cittadini che sempre più pensano che questo quartiere sta diventando un luogo irrecuperabile e quando prevale questo sentimento anche l'impegno individuale a fare le cose normali viene meno e se la paura prevale siamo rovinati. Ecco perché bisogna scuotere, e parlo di una scintilla che è quella con cui speriamo che questa iniziativa possa contribuire, anche se, dico subito, la nostra non è un'iniziativa episodica. Il cambiamento passa anche da incontri come quello di oggi. Cracolici però denuncia un altro disservizio per lo Zen. Ci sono migliaia di cittadini che, essendo occupanti abusivi, non risultano nell'anagrafe sanitaria, per cui persino fare al CUP una prenotazione per una radiografia a un cittadino dello Zen viene precluso. Questo è insostenibile, insopportabile. Oggi questo quartiere ha paura, ha aggiunto Cracolici. Bisogna combattere in tutti i modi l'illegalità. Secondo una indagine europea ci sarebbe un collegamento tra il consumo del pomodoro di Pachino e l'epidemia di salmonella tra il 2023 e il 2025. A insorgere il consorzio della tutela della IGP pomodoro di Pachino. È una strategia, si legge, per affossare questo prodotto invidiato in tutto il mondo. Il servizio di Desire Ferlito. Secondo un'indagine congiunta del Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie, l'epidemia di salmonella che ha interessato diversi paesi europei tra il 2023 e il 2025 potrebbe essere collegata al consumo di pomodorini freschi provenienti dalla Sicilia e più precisamente dal pomodoro di Pachino.
Le ipotesi degli esperti restano concentrate su alcuni lotti di pomodorini distribuiti in più stati europei. Alla notizia, rilanciata da diverse testate, ha replicato con fermezza il consorzio della tutela della IGP Pomodoro di Pachino, che prende le distanze da qualsiasi coinvolgimento. Nessuna segnalazione giunta a tale proposito dai nostri associati, chiarisce il presidente del consorzio Sebastiano Fortunato. Se ci fosse una problematica di tale gravità ce ne saremmo certamente accorti, visto che mangiamo il nostro pomodoro ogni giorno. Fortunato ha poi gettato ombre sulla veridicità dell'ipotesi. Credo sia una strategia per affossare un prodotto che tutto il mondo ci invidia. A tutela dei pomodorini anche la politica. Evitiamo allarmi, ha dichiarato il ministro all'agricoltura Lollobrigida. La percentuale è comunque irrisoria. Ancora più diretto l'assessore all'agricoltura e vicepresidente della regione siciliana Luca Sammartino. Ma quale salmonella? I pomodorini siciliani fanno bene alla salute e sono buoni. Nel frattempo dal consorzio arriva la richiesta di prudenza e rispetto per il Made in Italy e in attesa di riscontri ufficiali giù le mani dai pomodorini siciliani. La nostra inchiesta sui bronzi che adesso, secondo ricercatori universitari, sono da attribuire alla scoperta in Sicilia. Ma sentiamo Lorena Dolci. I bronzi erano stati pescati a Brucoli. Quante statue ha visto lei? Allora, fino a 3 le ho contate. Adesso la conferma dell'origine siciliana dei bronzi di Riace arriva anche dalla scienza. Un team di 15 ricercatori di 6 università, tra cui Catania e Ferrara, ha pubblicato in questi giorni i risultati di un anno di lavoro. A oltre 50 anni dal ritrovamento in Calabria si comincia a delineare uno scenario molto diverso da quello ufficiale, che porta direttamente in Sicilia, nella baia di Brucoli. Una delle prove è in questo campione di argilla prelevato ai Pantanelli, alla foce dei fiumi Ciane e Anapo. Uno in particolare, che è questo che abbiamo qui davanti, mostra una somiglianza geochimica veramente sorprendente con il campione US 2227, che è il campione utilizzato per assemblare il braccio del bronzo A e al resto del corpo. Quindi questo significa che i bronzi sono stati installati a Siracusa. Da questo dato, su input del dottor Anselmo Madeddu, autore di un libro Verità sui bronzi, vengono avviate tutta una serie di indagini multidisciplinari. E tutti hanno confermato la stessa cosa. Questi bronzi provengono da profondità elevate, quindi non 7-8 metri, da zone in cui mancava completamente l'ossigeno, quindi di elevata profondità. Le concrezioni sono compatibili con elevata profondità. L'assemblaggio, come ho già detto prima, è stato prodotto a Siracusa. E infine questi bronzi non possono essere rimasti a una profondità così bassa per 2000 anni, perché il moto ondoso a questa profondità è così intenso che avrebbe interamente distrutto questi bronzi. Fondamentale lo studio dello stato di conservazione delle 2 statue. Queste incrostazioni sono formate da invertebrati marini, le cui specie sono compatibili con profondità elevate, non così superficiali come quelle dei fondali di Riace. Ma che abbia maneggiato, trafficato e forse rivenduto capolavori di rara bellezza, questo la scienza non lo può spiegare. Ci fermiamo, c'è una pausa, torniamo tra poco. E siamo tornati in studio, avanzano i progetti di ferrovie in Sicilia. Dal 2 novembre Catania e Palermo saranno nuovamente collegate con il treno ieri, attivato il doppio binario sulla tratta Bicocca-Catena Nuova. Lorena Dolci. Torna il treno tra Catania e Palermo. A partire dal prossimo 2 novembre, in 2 ore e 57 minuti, si potranno raggiungere le 2 città, confermata anche all'aeroporto Fontanarossa. Il progetto della nuova linea Palermo-Catania, per un totale di 179 km, di cui 128 in galleria, prevede il doppio binario fra Bicocca-Catena Nuova, già realizzato. Oggi il viaggio inaugurale di questa tratta, il treno partito dalla stazione di Catania Fontanarossa con i vertici di Ferrovie e
e autorità. Una giornata importantissima, fa parte di quel piano di ristrutturazione delle nostre infrastrutture, è una tappa che segna un punto concreto della alta media velocità sulle linee ferroviarie della nostra regione. Il nuovo itinerario rientra in uno dei 10 progetti strategici in corso di attuazione da Rete Ferroviaria Italiana, una nuova linea a doppio binario di 38 km e un investimento complessivo di oltre 600 milioni di euro, più di 500 le ditte appaltatrici coinvolte. La nuova linea comprende tra l'altro la realizzazione di 17 viadotti ferroviari che hanno permesso l'eliminazione dei 14 passaggi a livello esistenti. Adeguate anche le stazioni di Catania Bicocca, Motta Sant'Anastasia, Sferro e Catena Nuova e installate tutte le più recenti tecnologie legate alla gestione del traffico ferroviario. Sulla Catania Messina invece sono in corso i lavori di doppio binario fra Giampilieri e Fiumefreddo per una lunghezza complessiva di circa 42 chilometri. Adesso ci occupiamo di Halloween, manca davvero pochissimo alla data fatidica per una festa che certamente sta conquistando sempre di più l'Italia. In Sicilia ci pensa l'influencer palermitano Alessio Rubino a ironizzare su questa festa. Sentiamo Eva Spampinato. Travestimenti ironici, video virali e make-up spettacolari. Anche quest'anno Halloween invade i social e le piazze italiane. Dolcetto scherzetto. Su Instagram spopolano i video comici come quelli di Alessio Rubino, creator palermitano che diverte il suo pubblico, oltre 1 milione di follower su Instagram, con il confronto ironico tra Dio e Lucifero. Io in realtà avevo fatto la festa dei morti, mi spieghi che cos'è sta novità? Dalle critiche iniziali riguardo ad una festa pagana che va contro lo spirito della nostra festa dei morti all'integrazione con la nostra cultura pop. Le forze oscure camminano per il mondo seminando caos e disperazione. E chiedono caramelle. Dolcetto scherzetto piace a grandi e piccoli e i giovani aspettano la notte del 31 ottobre per trascorrerla fuori dalle righe. Dai sfogo alla creatività creando costumi elaborati e scenici. Lucifero, la verità. Le ragazze usano la scusa di Halloween per vestirsi da zoccole senza sentirsi giudicate. Ma non tutti la considerano una celebrazione innocente. L'Associazione Internazionale Esorcisti lancia un duro avvertimento. Volete che i vostri figli abbiano incubi o siano esposti alla stregoneria? Ma io non credo che sia questo, credo che sia l'educazione che ricevono tutti i giorni a formare i figli. Poi se vogliono festeggiare una festa, vogliono fare una festa divertente, non c'è nulla di male, ecco. Halloween dunque continua a dividere tra chi la vive come un gioco e chi invece ci vede qualcosa di molto più oscuro. Un'altra pausa e poi il calcio. Siamo al calcio, esce dalla Coppa Italia il Trapani eliminato dal Sorrento che supera i Granate calci di rigore. Sentiamo Franco Cammarasana. Fatali calci di rigore al Trapani nel secondo turno della Coppa Italia. La squadra granata esce di scena da una competizione sulla quale puntava molto la società del presidente Antonini. Sul terreno di gioco del Viviani di Potenza ha avuto la meglio però il Sorrento, più preciso nella lotteria dei calci di rigore dopo che i tempi regolamentari si erano conclusi sul punteggio di 1-1. Meglio i Granata nel primo tempo, anche se il loro gioco è apparso piuttosto lento e compassato. A sbloccare il risultato un calcio di rigore trasformato al 36esimo da Vasquez. Ma al 45esimo arriva il pareggio del Sorrento. Stramaccioni commette fallo su Sabatani e l'arbitro concede il rigore. Galeotti respinge il tiro dal dischetto di Schaub, ma sulla ribattuta Sabatani di testa spinge la palla in rete. Meglio il Sorrento nella ripresa, che ha anche qualche buona occasione per portarsi in vantaggio. Trapani pericoloso solo nei minuti di recupero. Si va così ai rigori. Per il Trapani vanno a segno Grandolfo, Celeghen e Fischnaller, ma Benedetti e Canotto si fanno parare i rispettivi calci di rigore e così a far festa il Sorrento. Scricchiola a questo punto la panchina di Sasà Aronica.
E adesso alla Catania, dopo le vittorie contro Salernitana e Benevento, i rossazzurri cercano conferme, lo faranno, questa ricerca ovviamente sul campo della Casertana. La super sfida di domani al Pinto sarà trasmessa in diretta in chiaro su Telecolor. 2-0 alla Salernitana, 1-0 al Benevento. Vittorie importanti per la classifica, per il morale e soprattutto per l'autostima, con il Catania che adesso può pensare in grande, avendo messo sotto nel gioco e nel risultato due autorevoli concorrenti per la promozione in Serie B. Rossazzurri a -1 dalla vetta, assaporata per poche ore prima che la Salernitana non battesse di misura la Casertana nel posticipo domenicale, riprendendosi lo scettro del campionato. Ed è proprio la Casertana la prossima avversaria di un Catania che cerca conferme ed altri punti per stabilizzarsi nelle zone nobili della classifica. Negli 11, nei 13 è una squadra di livello, lo sta dimostrando la classifica che occupa, quindi noi dobbiamo arrivarci pronti. Si gioca di venerdì, quindi ha avuto i giusti giorni per prepararla. Abbiamo ancora domani e anche la giornata di venerdì per poter finire di preparare al meglio la partita, perché è una partita di consolidamento. Si riparte da una certezza, dalla difesa, la migliore del girone C di Serie C con 5 gol al passivo su 11 incontri, nono clean sheet stagionale e reti ancora inviolate al Massimino che a sua volta fa registrare numeri da Serie A. È un Catania insomma che passo dopo passo sta costruendo qualcosa di importante, ma l'appetito viene mangiando e al Pinto di Caserta nell'anticipo di venerdì va in scena il big match della giornata che Telecolor trasmetterà in chiaro ed in esclusiva per un appuntamento particolarmente atteso dagli appassionati di fede rossazzurra. Ed è con questo servizio che si chiude questa edizione di Sicilia 24, prossimo appuntamento alle 14 su questa rete. Vi lascio adesso alla rassegna stampa curata da Marco Carli. A tutti una buona giornata.